Medici e infermieri operano all'aria aperta come fossero in sala operatoria, questo grazie alla dotazione di un ECMO portatile, uno strumento che permette l'ossigenazione extracorporea solitamente praticato all'arrivo in ospedale. Un progetto sperimentale per ora che vede la collaborazione del SUEM 118 e il reparto di cardiologia. Durante l'intervento noi portiamo il paziente sulla barella dell'ambulanza di soccorso e affianchiamo tutto quanto il dispositivo del CARL a fianco alla barella, come potete vedere. In questo momento i cardiochirurghi faranno il campo, poi incanuleranno il paziente e a quel punto trasferiremo tutto l'ECMO sopra la barella del soccorso ordinario, caricandola nell'ambulanza e andando verso l'ospedale. Un sistema molto compatto dove c'è una pompa centrifuga che serve naturalmente per movimentare il sangue nel momento in cui il paziente è collegato alla macchina. C'è un piccolo ossigenatore, c'è un piccolo scambiatore di calore che permette quindi di ossigenare il sangue che viene reinfuso al paziente. Ci sono delle cannule che poi vedrete che permettono di connettere il paziente dopo aver cannulato i vasi femorali, arteria e vena femorale alla macchina stessa. In azienda ospedaliera a Padova partirà quindi un nuovo protocollo che permetterà di ridurre drasticamente i tempi di presa in carico dei pazienti. Il tempo diventa una variabile fondamentale e questo è il motivo di portare l'ECMO al di fuori dell'ospedale sul territorio. Si parlava prima, il direttore parlava di città cardioprotetta, Padova città cardioprotetta, devo dire che questo è un altro tassello per garantire questa cardioprotezione. Rischiamo, tra virgolette in senso positivo, di risparmiare tra i 40 e i 60 minuti per la cannulazione del paziente in ECMO, che per noi diventa vita quel tempo. Una sperimentazione di 3 mesi, unica in Italia, che vedrà una stretta collaborazione tra i reparti. Questa è una stretta sinergia tra i cardiochirurghi, il SUEM 118, i tecnici di perfusione, quindi tutti quanti lavorano per garantire il miglior outcome ai nostri pazienti. È sempre un lavoro di squadra, sono sempre dei percorsi che nascono da confronti, dialoghi tra professionisti per dare appunto la risposta migliore alla persona a cui serve appunto la risposta in emergenza e urgenza.